TGR, giornale radio della Puglia. Sequestrati 650.000 euro a un uomo residente nel Foggiano. Secondo la Guardia di Finanza si arricchiva con le criptovalute ma incassava il reddito di cittadinanza. Riaprire il caso di Jessica Disertore, la 27enne di Triggiano trovata senza vita su una nave da crociera nel 2023. La famiglia non crede nel suicidio e chiede nuove indagini. Negli invasi del Foggiano tornano a crescere i livelli, ma la pioggia di questi giorni ha portato in Salento all'esondazione del fiume Idume, invase dall'acqua le abitazioni a Torrechianca. La storia dei marinai del sommergibile Shiré, affondato durante la Seconda Guerra Mondiale, tornerà a vivere grazie a un lavoro congiunto delle università di Bari e Trieste. Buongiorno e ben ritrovati con il giornale radio della TGR Puglia da Andrea Tedeschi con la collaborazione tecnica di Paolo Galante. Avrebbe dunque percepito per anni i redditi di inclusione e cittadinanza nascondendo al fisco i propri guadagni attraverso un complesso sistema di criptovalute, eseguito un sequestro ordinato dalla Procura di Foggia. Percepiva il reddito di cittadinanza, quello di emergenza e l'assegno di inclusione, eppure aveva omesso di dichiarare al fisco plusvalenze da vendita di criptovaluta per oltre 1 milione di euro. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 650.000 euro ad un soggetto della provincia di Foggia accusato di omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e indebita percezione del reddito di cittadinanza e dell'assegno di inclusione. Una frode molto articolata, unica in Europa, dicono gli inquirenti, basata soprattutto sull'iscrizione di video o foto su alcune frazioni di bitcoin dette Satoshi per renderle più appetibili. Il maggiore Francesco Venditti del nucleo speciale frodi tecnologiche. Come se noi disegnassimo su una moneta da €1, riproducessimo magari la firma di un attore famoso su questa moneta da €1. Ci sarà sempre qualcuno disposto a pagare 5, 10, 100 euro per avere quella moneta da €1, in quanto appunto c'è la firma dell'attore famoso. Il soggetto indagato aveva messo da parte un bel tesoretto virtuale, riuscendo a cancellare anche le tracce dei passaggi di denaro, dimenticando però di dichiarare tutto al fisco e acquistando così una casa e un'auto di lusso, oltre ad altre criptovalute, senza però rinunciare al reddito di cittadinanza e all'assegno di inclusione. Nando Nunziante, TGR Puglia. È ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Bari la donna anziana investita nel pomeriggio di ieri da un monopattino nel quartiere Libertà di Bari. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Municipale, il conducente del monopattino subito dopo l'incidente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. La vicenda di Jessica Disertore, la 27enne di Triggiano, trovata impiccata a bordo di una nave da crociera nel 2023. La Procura di Bari ha chiesto l'archiviazione, ma la famiglia non crede al suicidio e chiede altre indagini. La presenza di fentanyl in quantità mortale all'interno del sangue di Jessica, una stanza mai fotografata al momento del ritrovamento, una serie di oggetti che vengono portati via da quella stanza prima dell'arrivo della polizia, una relazione con questo ufficiale che non esiste poiché si erano visti poche volte e che quindi non giustifica alcun gesto. Sono queste presunte anomalie, spiega l'avvocatessa Maria Tiziana Rutigliani, a spingere la famiglia di Jessica Disertore a opporsi all'archiviazione della sua morte per suicidio, ipotesi sostenuta dalla Procura di Bari. La delusione amorosa, in particolare, era il presunto movente della tesi del suicidio della 27enne di Triggiano, trovata impiccata, con indosso solo la biancheria intima, il 27 settembre 2023 a bordo della crociera Disney Fantasia, dove lavorava come cuoca. L'autopsia, su cui si basa la tesi della Procura di Bari, è stata svolta a Porto Rico. Proprio alcuni elementi emersi dall'esame, tra cui le tracce nel sangue della vittima della potente droga fentanyl, hanno portato il legale della famiglia Disertore a chiedere la riapertura delle indagini. Sul corpo di Jessica sono stati rilevati inoltre nella prima autopsia, cosa che non si è potuto fare poi in Italia, atteso che il corpo è stato colorato e modificato, una serie di echimosi sugli arti inferiori, una serie di lividi anche in sede lombare, una modificazione che di fatto non ha potuto consentire all'Istituto di Medicina Legale di Bari di compiere l'autopsia con cognizione. Sarà ora il GIP del Tribunale di Bari a decidere se accogliere la richiesta della famiglia o archiviare il caso. Alberto Francavilla, TGR Puglia. Le conseguenze del maltempo nella marina di Torrechianca in provincia di Lecce esondato il fiume Idume. L'acqua è entrata in diverse abitazioni, oltre alle forti piogge, a pesare anche l'ostruzione della foce.
Strade allagate e villette isolate, ancora una volta disagi e criticità a Torrechianca, Marina di Lecce, per l'esondazione del fiume Idume causata dall'ostruzione della foce, un fenomeno ricorrente determinato dal maltempo e dalle correnti marine, ma anche dalla cronica mancanza di manutenzione, come raccontano i residenti esasperati. Allagando il bacino aumenta il volume dell'acqua e va ad arrivare sopra il livello delle strade. Il problema da 30 anni. Nessuno lo risolve. Nessuno, purtroppo, chi è di competenza non lo fa. Si ripete spesso quando piove assai o straripano così il fiume. Io sono 10 anni che abito qua, 10 anni che vedo che succede sempre le stesse cose. Nessun intervento, non puliscono i canali, non puliscono niente, tante parole mai fatti. Vigili del fuoco e protezione civile, con l'impiego di una ruspa, hanno dovuto lavorare per ore per aprire un varco nella sabbia e favorire il deflusso delle acque, ma è chiaro che servirà un intervento strutturale per evitare che il problema si ripresenti. Da Lecce, Antonio Ognonti, GR Puglia. Trani e Andria sono tra i capoluoghi di provincia che in primavera andranno al voto per rinnovare sindaco e consiglio comunale. Il Ministero dell'Interno ha stabilito nelle scorse ore che le date scelte per le amministrative sono il 24 e il 25 maggio. Il successivo turno eventuale di ballottaggio si terrà il 7 e l'8 giugno. Più di 50 i comuni pugliesi coinvolti. Crisi idrica sopralluogo del presidente della regione Puglia Antonio De Caro insieme agli assessori Raffaele Piemontese e Francesco Paolicelli nel nuovo impianto di riuso delle acque reflue di San Severo, all'impianto ripartitore e alla sala di telecontrollo di Finocchito. Le piogge degli ultimi giorni, laddove non devastanti per i campi, hanno avuto un effetto positivo, riempire in parte gli invasi, ma non bastano per contrastare la cronica crisi idrica pugliese. Servono nuove infrastrutture. In attesa di eventuali altri invasi per non disperdere l'acqua piovana, rappresentano un passo avanti i nuovi impianti realizzati in Capitanata e presso cui c'è appena stato il sopralluogo del governatore De Caro, accompagnato dagli assessori alle risorse idriche e all'agricoltura Piemontese e Paolicelli. Tra questi, l'impianto di riuso delle acque reflue di San Severo, entrato in funzione 4 mesi fa, consente il riutilizzo delle acque di scarico depurate a scopo irriguo. Ne beneficiano 4.000 aziende agricole dell'Alto Tavoliere. Nei prossimi mesi, entro il 2027, assicura De Caro, ci saranno 41 nuovi impianti di affinamento attivi in Puglia che svilupperanno 68 milioni di metri cubi di acqua per usi irrigui. Oggi ne sono attivi 9. A Finocchito, nell'agro di Castelvecchio di Puglia, presentata invece la nuova vasca di accumulo realizzata per contenere 70.000 metri cubi di risorsa idrica. Qui confluiranno le acque che arriveranno in Puglia dal Molise grazie all'infrastruttura di collegamento del Liscione. La vasca si aggiunge a quella da 20.000 metri cubi dove già oggi confluisce l'acqua dalla diga di Occhito e servirà a usi civili come riserva idrica che alimenterà l'impianto di potabilizzazione di Acquedotto Pugliese in caso di lavori di manutenzione alla galleria Occhito-Finocchito. Il funzionamento di questa nuova infrastruttura sarà ottimizzato grazie a un moderno sistema di telecontrollo. Gianluca Veneziani, TGR Puglia. La Direzione Generale Musei ha reso noto l'esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore di 14 musei italiani. Al Castello Svevo di Bari, Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia, nominata Anita Guarnieri. Ed era un mitico sommergibile della Regia Marina affondato durante la Seconda Guerra Mondiale, ora un protocollo d'intesa firmato tra il Ministero della Difesa e le Università di Bari e Trieste consentirà di effettuare le analisi sul DNA dei marinai appartenuti a quell'equipaggio. Un'incursione ritenuta impossibile nel porto di Alessandria d'Egitto è il dicembre del 1941. Nel conflitto mondiale infuria la battaglia per il controllo del Mediterraneo. Il sommergibile Shireh affonda pochi mesi dopo quella missione, il 10 agosto dell'anno successivo, in viaggio verso Haifa. Gli inglesi, grazie alla codifica del sistema Enigma, riescono a decifrare le comunicazioni e attaccano a colpo sicuro. L'imbarcazione italiana va a picco e porta con sé tutti i 60 membri dell'equipaggio. I corpi di 2 di loro furono ritrovati qualche giorno dopo, gli altri rimasero intrappolati a 35 metri di profondità. Ora si cercherà di dare un nome alle 42 salme recuperate nel 1984 e rientrate nell'ottobre di quell'anno al porto di Bari, prima di essere seppellite al Sacrario Militare dei Caduti d'Oltremare. La mancanza di segni distintivi o di elementi di riconoscimento finora non ha consentito l'identificazione. Secondo il protocollo d'intesa, l'Università del capoluogo pugliese effettuerà gli esami per determinare le caratteristiche fisiche. Quella di Trieste analizzerà il DNA. A breve i 2 atenei riceveranno i resti di una parte delle vittime per verificare la possibilità di identificare i caduti, ancora oggi classificati come ignoti.
Stefano Galeotti, TGR Puglia. La musica e il Locus Festival 2026 annuncia un appuntamento speciale. Lunedì 10 agosto Fulminacci e Daniele Silvestri si esibiranno nella stessa serata in Masseria Ferragnano a Locorotondo. Sarà l'unica data italiana in cui i due cantautori condivideranno il palco. Daniele Silvestri salirà sul palco per quella che sarà la sua unica data estiva con la band al completo, mentre Fulminacci porterà in scena il suo repertorio, costruito negli ultimi anni attraverso una scrittura che unisce ironia e malinconia, trasformando episodi quotidiani in canzoni dal taglio personale e riconoscibile. In chiusura sentiamo che tempo farà oggi sulla Puglia. Buon giovedì a tutti da Alex Guarini di Rai Meteo. La tregua temporanea del maltempo che ha interessato nei giorni scorsi la Puglia e che ieri è stata seguita da ampi rasserenamenti, oggi sarà interrotta dall'arrivo di una nuova perturbazione che raggiungerà la Puglia tra il pomeriggio e la serata odierna. È atteso infatti un nuovo aumento della nuvolosità con ritorno di piogge che dal pomeriggio sera interesseranno Montidauni, Murge e Costiglioni, per poi estendersi entro la notte al resto del nostro territorio. Le temperature sono stazionarie, massime prossime ai 15-16 gradi, con vento in rotazione e rinforzo da scirocco, a tratti sostenuto soprattutto a partire dalla serata, quando il Mar Ionio tornerà a divenire agitato, mosso invece l'Adriatico. La giornata di domani sarà all'insegna della spiccata variabilità, con un cielo irregolarmente nuvoloso, acquazzoni sparsi alternati a schiarite e anche la possibilità di qualche temporale. Domani le temperature subiranno una generale diminuzione. Con questo è tutto. Da Rai Meteo l'augurio di una buona giornata. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguiti. Vi ricordiamo tra poco l'appuntamento su Rai 3 con Buongiorno Regione. Da Andrea Tedeschi in studio e Paolo Galante in regia, un augurio di buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Puglia.